Agrigento è tra le province dove si festeggia la giornata nazionale dello sport, giunta alla sua 25esima edizione, con tantissime iniziative. Oggi sabato e domani domenica addirittura ci sarà una testimonial delle Olimpiadi Milano Cortina, insomma tanta carne al fuoco, Antonella. Sì, diciamo che queste sono due giornate particolari, perché intanto la giornata nazionale dello sport è, come hai detto tu, è arrivata già a questa 25esima edizione, è stata istituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già dal 2003 e viene celebrata su tutto il territorio nazionale, normalmente nella prima domenica di giugno. Quest'anno, in maniera particolare, siccome a Roma in contemporanea c'è il Giubileo dello Sportivo, sempre in queste due giornate, il CONI in via, diciamo, eccezionale ha deciso di spostarla pure nelle varie province in queste giornate. Quest'anno, voglio dire, io l'ho sempre celebrata con un'unica giornata, proprio la prima domenica di giugno. Siccome era più ampio, avevamo a disposizione queste due giornate, insieme al polo universitario e soprattutto con la facoltà di scienze motorie, che sta pigliando anche piede, è presente nella nostra provincia, perché, lo dico perché molte neanche lo sanno, hanno già raggiunto il terzo anno, quindi quest'anno ci saranno già i primi diplomati i primi laureati con la laurea triennale. Abbiamo deciso di fare uno scambio, cioè presentare questa facoltà al territorio e contemporaneamente a questi ragazzi che la frequentano fare conoscere anche le realtà sportive del nostro territorio. Quindi stamattina stiamo facendo questi tornei, perché i ragazzi dell'università, insieme anche a quelli dei licei, abbiamo presente pure il liceo Leonardo in qualità di liceo sportivo. Stiamo facendo dei tornei di calcio a 5, di pallacanestro e di pallavolo, sempre per coinvolgere i ragazzi, mentre domani ci sarà quella classica che vedrà la presenza di federazioni sportive, società sportive, enti di promozione, associazioni benemerite, e sarà, diciamo, un grande raduno di sportivi dove si possono provare le discipline che vengono dimostrate e quant'altro. Tra l'altro, come, diciamo, elemento importante, avremo la presenza anche di Emma Colletti, che è una campionessa italiana assoluta di kumite, che è stata selezionata dal CONI come una delle 3 testimonial della fiaccola di Milano Cortina. Come sappiamo avremo noi le Olimpiadi invernali che partiranno il 6 febbraio del 2026 e Agrigento il 16 dicembre avrà l'onore di ricevere la fiaccola olimpica che proviene dalla città di Palermo. E come stavo dicendo, insieme a Sandro Tirnetta e a Matteo Platania sono stati selezionati questi 3 ragazzi che saranno gli ultimi 3 tedofori, cioè quelli che avvicineranno la fiaccola nella nostra città, che preciso adesso non so dove sarà, diciamo, fissato il tripode, però sicuramente sarà ai Tempio, a Piazza Stazione, comunque arriverà ad Agrigento nella serata del 16 dicembre.